Vi sembrerà strano, ma il modo migliore per risolvere i problemi della sanità è evitare di essere malati, e cioè evitare di andare in ospedale. L'ospedale costa 1.000 € ogni giorno di degenza, la capacità di tutela del territorio costa molto ma molto di meno. Il cittadino è vicino a casa sua e la capacità di tutelare la propria salute è maggiore. La sanità del futuro è fuori dagli ospedali. Ne è certa la CISL Belluno Treviso, che a Belluno ha affrontato il tema della nuova rete di assistenza sanitaria in montagna. Un sistema che prevede l'aggregazione dei medici di base e nuovi presidi sul territorio. Un territorio che però vede il destino della sua sanità a rischio. Mentre le mamme di Cadore e Comelico continuano la raccolta firme contro la chiusura notturna di pediatria a Pieve, in regione si è deciso per la fine della sperimentazione del Codivilla Putti di Cortina. Una decisione che non lascia tranquilla l'amministrazione ampezzana. Siamo ovviamente preoccupati soprattutto per questa instabilità e per queste indecisioni che vediamo e per queste decisioni prese e non messe in atto, quindi speriamo che magari oggi ci venga detto qualcosa di più. Ma le risposte arrivate dagli uffici regionali non chiariscono ancora i dubbi. La modalità con la quale verrà attuata questa programmazione dipende un po' dall'USL e dai tempi che ci vorranno. Quindi staremo a vedere un po' quale sarà, lo sviluppo. Comunque la strada tracciata è quella di mettere a gara, i servizi che riguardano l'ospedale di Cortina, e quindi anche per questo non ci sarà una riduzione delle attività. Bisognerà vedere in che modo si erogheranno quei servizi, ma la modalità è indifferente per quanto riguarda proprio il servizio stesso. La CISL intanto prova a giustificare con i numeri la decisione sulla pediatria di Pieve di Cadore e sul futuro della rete di assistenza sanitaria. Noi dobbiamo sapere e avere la consapevolezza che è più importante dare un servizio sicuro piuttosto che dare un servizio, vicino a casa. Per una maternità è più importante avere 10 parti all'anno, andare in un ruolo dove ci sono 10 parti all'anno, oppure dove ce ne sono 1.000. Evidentemente la professionalità è maggiore. Noi veniamo da una cultura nella quale la vicinanza dell'ospedale ci rassicurava, perché è un posto fisico, è un posto dove tutti ci possono andare, perché c'è il pronto soccorso. Nei servizi territoriali c'è il servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questa è la novità del piano sociosanitario che noi vogliamo realizzare.